Le valli del Natisone sono un articolato territorio del Friuli Venezia Giulia e sono costituite prevalentemente dai modesti rilievi prealpini che si spingono fino ai confini con la Slovenia, all'ombra del Monte Mataiur. In questo contesto l'ambiente del comune di Savogna si rivela particolarmente selvaggio, essendo dominato da una natura che ha dettato le regole della convivenza con l'uomo, in sintonia con il mormorio dei numerosi corsi d'acqua che rendono ancora più autentici i valori della foresta. Il torrente Alberone e il fiume Rieca si incrociano proprio a ridosso del paese, che mostra i minuscoli borghi di Podar, Fleta e Blasin con le tracce del vecchio mulino. Il dialetto slavo è ancora oggi parlato in tutte le borgate di questa valle. Da qui sono passati i Celti, i Romani, gli Unni e i Longobardi. Nonostante ciò, il linguaggio slavo è giunto fino a noi a partire dal VII secolo d.C. Assieme alla parlata si sono conservate anche le tradizioni, la cultura e le leggende più amate dalla popolazione, come quelle legate alle misteriose donne dei boschi. Io che abito qui a Masseris sono molto orgogliosa di raccontarvi che proprio qui dietro al nostro paese abbiamo la grotta della Crivapetta. Le Crivapette erano delle donne con le gambe storte, avevano il tallone davanti e i piedi all'indietro. Erano delle donne che vivevano in queste grotte ma scendevano anche in paese e hanno insegnato alla nostra gente tante cose e io sono molto contenta di appartenere a questa terra. Le 11 abitazioni di Brizza di Sotto, addossate a 300 metri di altitudine sul versante sinistro della valle, sono raggiunte da una bella strada tra i boschi che solo negli anni 60 ha sostituito i due antichi sentieri e la mulattiera che la collegavano al fondovalle. Quella della viabilità era un tempo solo una delle tante difficoltà di cui soffrivano le molte frazioni dell'intero comprensorio delle valli, soprattutto di quelle in quota. Per i bambini più piccoli andare all'asilo era quasi un'avventura. Dovevano infatti scendere a valle percorrendo a piedi il sentiero attraverso il bosco, accompagnati a turno da una delle mamme. A poca distanza, Brizza di Sopra, a 430 metri di quota, appare circondata da un'intricata tela boscosa che mostra in molti tratti i secolari terrazzamenti ormai coperti da una folta vegetazione. Numerose sono le testimonianze di un'economia del passato basata sull'agricoltura e sull'allevamento del bestiame. In questa minuscola oasi di tranquillità era particolarmente apprezzato anche un ampio bar con funzioni di posto pubblico telegrafico e telefonico. Nell'antica chiesetta di Santa Lucia, situata sullo spartiacque che divide la valle dell'Alberone da quella del Cosiza, i festeggiamenti in caso di maltempo seguivano un curioso protocollo. L'incontro conviviale si spostava infatti in due abitazioni della frazione più bassa che ospitavano l'osteria e l'emporio del paese, nonché una grande e frequentatissima sala da ballo e in una stanza attigua la scuola elementare. Da Savogna, oltrepassato il ponte sull'Alberone, la strada si biforca per seguire due diverse direzioni. Quella di destra sale verso Masseris, Cepletiskis e la Slovenia. Quella di sinistra segue il corso del torrente verso nord e si arrampica con numerosi tornanti verso Monte Maggiore e il Mataiur, sfiorando Stefanij, la frazione più piccola del comune a 330 metri di quota. 2 sono le case del piccolo borgo e 3 sono gli abitanti. Fino ai primi decenni del secolo scorso vi vivevano le famiglie degli Stefenici e degli Eucazi, che si è estinta agli inizi del Novecento. A ridosso delle abitazioni si coltivano ancora la vite, i meli e i castagni.
Tra fitti boschi di latifoglie, un rettilineo annuncia il paese di Jeronizza. Sul torrente Aborna, l'antico mulino Cassin occupa una piccola porzione della bella radura prativa che si apre poco prima del centro abitato. Le note dell'acqua allietano l'atmosfera bucolica di questo luogo, che richiama il lavoro del mulino, che era particolarmente diffuso nelle valli nonostante la coltivazione dei cereali fosse quasi assente. A Jeronizza si insediarono in un recente passato molti abitanti delle più alte frazioni di Dus, Pechinie e Tercimonte, che hanno dato nuovo vigore a questa piccola comunità. A causa dello spopolamento che ha devastato il tessuto sociale di queste zone e chiuso molte attività, il minuscolo borgo conta attualmente soltanto 11 abitanti. Fino a pochi anni fa erano ancora perfettamente operativi un albergo, un ristorante che oggi sono purtroppo chiusi. Il paese di Stermizza è sormontato dalla chiesa di Sant'Andrea Apostolo risalente al XIX secolo, che si fa notare particolarmente la notte, momento in cui l'illuminazione giallognola crea un avvincente effetto scenico. Nella porzione più bassa il paese prende pian piano vita estendendosi in tutta la sua lunghezza, tanto da sembrare a distanza una vera e propria rocca incastrata in una costola del Mataiuro. Tra le case di Stermizza aleggiano i contorni di vecchie leggende e di antiche credenze popolari, legate all'allevamento del bestiame e agli esiti di miracolose coincidenze che venivano interpretate in chiave religiosa. A ovest di Stermizza, Pechinie è composta da 2 borgate immerse in un folto bosco di faggi e di abeti che nascondono una preziosa sorgente di acqua potabile, quella di Pechinie inferiore e quella superiore, originariamente composte rispettivamente da 4 e 5 famiglie. Il nome del paese Pechinie deriva dal dialetto sloveno locale pek, ovvero fornace. Qui venivano infatti prodotte le tegole normalmente utilizzate nelle valli, la cui forma era modellata dagli artigiani con una singolare tecnica che prevedeva l'appoggio della terracotta tra il ginocchio e la coscia. Questo luogo remoto, fino a pochi decenni fa, la scuola elementare del posto era frequentata da 35-40 bambini. Nel punto più alto del paese, la chiesetta di San Michele, consacrata all'Arcangelo nel 1545, è la più antica nelle valli del Natisone e domina la sottostante vallata in un'aura di mistica solitudine. Una breve deviazione raggiunge Barza a 895 metri di altitudine. Il suo toponimo deriva, così come quello di Brizza, dalla forma diminutiva del dialetto sloveno bardo. Bardo significa collina, altura non troppo alta e possibilmente allungata, poche case e un forte legame con la terra. Dalla parte opposta della valle, in un meraviglioso contesto scenografico a 600 metri di quota, i panoramici borghi di Jellina e Dus sembrano 2 piccoli presepi incastonati tra gli antichi terrazzamenti che conservano le tracce dei sacrifici e della fatica dei contadini del passato. A Jellina le case e i fabbricati rurali sono ancora molto ben curati, nonostante i pochi abitanti rimasti e l'ingiuria dei fenomeni atmosferici. Lungo i vecchi sentieri sorgono i tradizionali edifici adibiti all'essiccazione del fieno. Alcuni di essi sono avvolti dall'edera e dai rovi, un segno non solo della prepotenza della vegetazione e della mancanza della costante presenza dell'uomo, ma anche dell'ineluttabile scansione del tempo.
Ciascuno di essi rappresenta un vero monumento all'architettura contadina delle valli, che racconta storie di una vita semplice e ingegnosa all'insegna dei capricci delle stagioni. Il toponimo Jellina deriva molto probabilmente dal dialetto locale che significa abete. L'aspetto di questo terrazzo operativo seminascosto tra due ali boscose è probabilmente molto diverso da quello che i vecchi del paese avevano cesellato nel passato a costo di una continua e certosina cura di ogni particolare. L'uso del legno e della pietra nell'architettura è il motivo conduttore di una filosofia dettata dalle necessità, che nella suggestiva sorgente del paese trova il canto di un'acqua pura e cristallina. Nei pochi prati ancora falciati, il paesaggio offre uno spettacolo di colori che in autunno raggiunge il suo apice ed è in parte condiviso con la presenza di qualche animale lasciato a godere del sole e dell'aria frizzante che spira dai boschi. Appena dietro ad una costola boscosa, l'unica strada di collegamento annuncia i terrazzamenti e l'abitato di Dus. Qui si coltivavano alberi da frutto, patate, mais, orzo, frumento e naturalmente qualche vite per la produzione di un vino dalla qualità non eccelsa. Il complesso e laborioso sistema dei terrapieni realizzati con pala e piccone sono sostenuti da geometrici muretti a secco che consentivano in passato un intelligente artificio per poter coltivare sulle modeste campiture quel poco che l'ambiente poteva offrire sullo sfondo della pianura friulana. Si narra che Dus sia nata in seguito a una lite tra due fratelli originari di Jellina, i quali dovevano spartirsi una eredità. Uno dei due, alla fine, ha dato la parte spettante al fratello, augurandogli però il soffocamento con questa frase: Depti seu dusu. In dialetto sloveno, la frase non proprio beneaugurante contiene un'assonanza che si percepisce con il finale di Dus. Da qui appunto nasce il nome dell'insediamento e quello dei campi su cui il fratello ha costruito la propria casa. Questa la leggenda popolare. In realtà alcuni studiosi negano questa narrazione, sostenendo che il toponimo Dus derivi dal dialetto locale Dug, ovvero lungo, per indicare i prati stretti e allungati posti sotto al paese, che fino ad una ventina di anni fa consentivano un importante allevamento di bestiame. I caratteristici terrazzamenti alle spalle del paese si estendono su questo versante anche nella parte superiore della strada che si arrampica fino a Masseris, arroccata su un luminoso e panoramico balcone a 780 metri di quota. Masseris è un tranquillo borgo di montagna che rivela il suo carattere agricolo non solo dalle balze e dai muretti a secco, ma anche dalle praterie intorno alle case, punteggiate da innumerevoli castagni e alberi da frutto, che davano un modesto reddito agli abitanti della zona. Un secolo fa contava circa 500 abitanti, attualmente vivono 37 persone. Ogni nucleo familiare era proprietario di uno o più edifici in cui si scorgono ancora oggi non solo l'abitazione ma anche le cantine, i fienili e le stalle. In periferia ogni famiglia vantava numerosi appezzamenti di terra, in parte coltivati e sfalciati, che in questi ultimi decenni hanno visibilmente modificato i connotati a favore del bosco. I sentieri di un tempo, usati per il lavoro quotidiano nei campi e per lo spostamento da un paese all'altro, sono quasi tutti spariti. Il drastico spopolamento di queste aree verdi è la conseguenza di un'agricoltura praticamente abbandonata.
Fino alla fine degli anni 70 a Masseris erano ancora aperte la scuola elementare e la scuola materna. L'unica latteria turnaria del paese ha chiuso i battenti negli anni 90 assieme alle 3 osterie, al negozio di alimentari, al fabbro, alle 3 sartorie, ai 2 falegnami, al calzolaio e naturalmente al casaro. La strada che sale al monte Mataiur incrocia l'Osaz, una decina di case in una conca verde. 4 sono gli abitanti rimasti, le cui voci si confondono con quella di un vivace e rumoroso ruscello che si ingrossa rapidamente quando piove. L'ultima frazione del comune alle pendici del Mataiur, e anche la più alta, è Montemaggiore, suddivisa nelle 2 borgate di Franzi e Podoriechi. Sfiora i 1000 metri di quota. Parte delle sue case di pietra mostrano interessanti architetture. Un affresco di Jakub Pittor che racconta la crocifissione e un grande Cristo colorato proprio davanti alla chiesa sono gli elementi che caratterizzano il paese. Anche il grande faggio monumentale che ombreggia il vecchio albergo da Faustino, dove un tempo finiva la strada, è uno dei segni distintivi di questo abitato. L'autunno dipinge sui pianori del Mataiur una suggestiva collezione di colori caldi che si stendono su una vegetazione rossiccia, intorpidita dal freddo. Uno dei simboli delle valli del Natisone sicuramente è il Mataiur, una montagna che domina tutte le valli del Natisone, dove ci sono dei panorami incredibili, giornate di bel tempo, si vede il mare, si sta tranquillamente, e dall'altra parte c'è l'Isonzo col Monte Nero, col Canin. La strada che sale da Montemaggiore si snoda tra prati, faggete e qualche assopito fienile fino al rifugio Pelizzo, adagiato sulle propaggini meridionali del monte che tocca i 1641 metri di altitudine e condivide con la Slovenia parte della sua imponente ma dolcissima mole. Dal rifugio si gode un vasto panorama sull'intero Friuli e sui boschetti bruni, colpiti in autunno dalla luce radente del sole che sprigiona evanescenti riflessi, sfumati di colori pastello sulle note del giallo. Verso est, la lunga cresta che separa l'Italia dalla Slovenia dischiude l'impareggiabile scenario del Monte Nero, della Valle dell'Isonzo e delle Alpi Giulie orientali. Più in alto il mantello croccante del paesaggio è corrucciato da alberi spogli e dalle cicatrici scavate sulle poche rocce biancastre che si inarcano sopra la bambagia mimetica fatta di erbe e di rovi. La prima neve dell'anno esalta l'impronta delle rocce frantumate che fiancheggiano e cingono la vetta del Mataiur, sulla quale la chiesetta del Redentore offre un momento di genuino raccoglimento. Questa montagna docile si eleva su un'immensa pianta circolare e consente una vasta esperienza visiva. Poco sotto la cima, sulla cresta che scende verso la pianura, il recente rifugio Domna Mataiure consente un comodo e accogliente approdo in una posizione particolarmente felice dal punto di vista panoramico, con vedute a volo d'uccello sulla sottostante valle del Natisone. Dalla località di Vartacia, che si incontra scendendo dal Mataiur verso Cepletiskis, si dirama la strada che raggiunge Tercimonte, un bel paesino composto da 2 nuclei abitati arroccati su un colle isolato che identifica il terzo monte della zona. Gli altri 2, compresi nel toponimo, sono il Monte San Martino e il Mataiur. Tercimonte è il luogo natio del sacerdote Ivan Trinko, poeta, scrittore, filosofo, storico e musicista. Fu difensore del locale patrimonio storico e culturale, avendo promosso l'istruzione cattolica dei giovani valligiani nella propria lingua madre, facendo da ponte tra il mondo romanzo e quello slavo.
Anche in questo piccolo villaggio è sopravvissuto un bell'affresco di Jacum Pitor, il pittore friulano che soleva viaggiare di paese in paese, dipingendo affreschi raffiguranti immagini sacre e profane, spesso in cambio dei soli vitto e alloggio. Tercimonte è anche noto come il paese dei rastrelli di legno. Fino agli anni 60 alcune famiglie ne costruivano addirittura 2000 all'anno, che venivano venduti a Cividale del Friuli in un angolo dedicato nei pressi del Ponte del Diavolo. Nella parte più alta del colle adiacente al cimitero è ben visibile la chiesa di San Giovanni Battista, Sveti Ivan, una fra le più antiche delle valli del Natisone, risalente al XII secolo e completamente restaurata a fine Ottocento. Negli anni 50 Cepletiskis era soprannominata la piccola Trieste per le soluzioni urbane innovative per l'epoca, come il sistema fognario e le strade acciottolate. Era tra l'altro uno dei paesi più popolosi del comune di Savogna e contava oltre 300 abitanti con 5 osterie e la caserma della Guardia di Finanza. Oggi in questo paese sono rimaste soltanto una quindicina di persone. All'epoca era una borgata molto attiva dal punto di vista commerciale. Aveva la fortuna di essere l'unico paese di montagna del comune collegato da una strada che era stata costruita dai militari durante la Prima Guerra Mondiale. In paese si contavano 3 fontane pubbliche ed erano perfettamente operativi una latteria tornaria che lavorava 500 litri di latte al giorno e diversi mulini, l'ultimo dei quali rimase attivo fino agli anni 60, accanto ad un laboratorio fabbrile. L'acqua è ancora una volta l'elemento spumoso che caratterizza i mutevoli volti del paesaggio. Una parte di esso è degnamente rappresentata in questo luogo dalla profonda forra naturale del fiume Rijeka e dalle sue impervie stratificazioni rocciose. Dal vicino borgo di Polava, il cui minuscolo territorio è sempre più divorato dalla vegetazione, il confine sloveno dista solo 2 chilometri. Una porta attraverso la quale ha avuto accesso nel corso dei secoli un incredibile numero di invasori. Oggi si contano solo pochi abitanti. Tra essi non passano inosservati i monaci buddisti che si sono insediati in alcune case, trasformando il piccolo agglomerato in un inconsueto centro religioso di carattere internazionale, che ha ospitato in un recente passato, tra le bandierine della preghiera e il silenzio spirituale del luogo, il grande maestro Dalai Lama. Una piccola deviazione sulla strada che riporta a Savogna raggiunge Gabrovica. Il nome del paese richiama la presenza e la ricchezza in zona della pianta di carpino, particolarmente apprezzata per le caratteristiche del suo legno. Fanno corona al paese i tipici fienili delle valli, molti dei quali sono ancora in buono stato di conservazione e raccontano la storia dell'erba attraverso la sua naturale essiccazione. Amari ha abbandonato una grande metropoli per ritrovare a Savogna le antiche radici della sua vita. È arrivata infatti da Londra per abbracciare la Valle dell'Alberone e affidare i giorni che verranno alle atmosfere di una natura prodiga di emozioni. From the valley where the Alberone stream flows to the top of Mount Matayur, where the views are 360 degrees and are absolutely stunning, Savogna really is an unspoilt gem.